Siamo ad un passo in avanti ulteriore del progetto Venice Connected. Come voi tutti sapete, Venice Connected è la scelta dell'amministrazione comunale veneziana per superare il digital divide, per dare a tutti il diritto all'accesso alle reti informatiche. Durante i giorni di Carnevale, anche per la valenza mediatica che ha l'evento nella nostra città, l'intera area di Piazza San Marco sarà interessata alla possibilità di poter accedere ad un collegamento Wi-Fi. Di cosa si tratta? Ogni turista, ogni visitatore potrà in Piazza San Marco scattare la propria fotografia e spedirla a casa, potrà fare il proprio filmato e spedirlo a casa, potrà cioè usare tutto ciò che le nuove tecnologie, le nuove possibilità del web mettono a disposizione dei cittadini. Come? Si tratterà di acquistare presso i caffè storici di Piazza San Marco e presso 2 alberghi convenzionati delle tesserine che consentono di aver diritto ad una password, costo è molto limitato, 5 euro per una giornata di accesso a rete wifi, 10 euro per l'intera durata del carnevale, quindi 1 euro al giorno, niente rispetto alle tariffe che vengono praticate normalmente. L'accesso alla rete wifi darà la possibilità, oltre ai servizi che già abbiamo detto, anche alla possibilità di poter accedere ai servizi dei musei civici. Naturalmente attraverso questa operazione noi prefiguriamo come sarà la nostra città nel 2009, cioè una città interamente coperta dalla banda larga, gratuita per tutti i residenti, a pagamento per i turisti, tali, insisto, da poter mettere a disposizione di tutti coloro che hanno un collegamento Wi-Fi, quindi non necessariamente un computer, ma anche un cellulare, una stazione PlayStation, un touch di Apple, la possibilità di poter accedere alla rete, di poter fotografare, di poter inviare messaggi, di poter interloquire con il mondo intero.